Una serata conclusiva molto amara, quella di ieri sera alla festa del Baccalà di Sandrigo. Due tesorieri della Proloco sono stati aggrediti e rapinati dell'incasso della serata da una banda composta da almeno 3 malviventi. Nel parapiglia dell'aggressione una volontaria è caduta a terra procurandosi una probabile frattura ad un braccio, ma alla fine i criminali sono riusciti ad accaparrarsi il malloppo stimato in circa 30.000 euro. Sì, ieri sera intorno alle 11 ero lì sotto la tensostruttura, il tesoriere insomma stava portando via naturalmente il corrispettivo dell'incasso ed è stato rapinato. È stato aperto lo sportello dell'auto e quindi una persona a volto scoperto, quanto sembra, si è presa la valigetta ed è scappata via. Immediato l'allarme lanciato alle forze dell'ordine, i carabinieri della compagnia di Thiene hanno cominciato subito le indagini per quello che sembra un colpo preparato meticolosamente. Presumo di sì, perché sono stati attimi, attimi ben, come dire, organizzati e tra l'altro c'era pochissima gente perché stavamo proprio chiudendo la tensostruttura, quindi i saluti insomma del momento e in un batter d'occhio è successo. Una rapina che non rappresenta solo una grave perdita economica, ma è un affronto all'intera comunità cittadina che vede andare così in fumo il lavoro della quinta serata dedicata allo stoccafisso norvegese che attira migliaia di visitatori. Umiliati i 250 volontari della Pro Sandrigo che programmano annualmente gli eventi gastronomici legati alla storica ricetta del baccalà alla vicentina. Quello che fa amarezza, ma tantissima rabbia veramente, è che oltre a questo atto che non so neanche come definire, l'amarezza per la Proloco, per gli organizzatori, sicuramente per chi ha subito questa rapina, ma soprattutto è una rapina che è stata fatta alla comunità di Sandrigo, perché la festa del baccalà è stata organizzata, 36esima edizione, e l'obiettivo è quello di riuscire a coprire le spese per mantenere attiva la Proloco e la promozione di tutte le molteplici attività che vengono fatte durante l'anno. Quindi non so, probabilmente il ricavato da questa manifestazione, che ormai non ci sarà più, è probabile che vengano annullate anche iniziative.